Sì, stiamo realizzando il famoso collettore che unisce la città al depuratore con l'attraversamento molto delicato del fiume Sile. Stiamo adottando una tecnologia del microtunneling con tubi da 80 che è davvero un unicum quasi a livello nazionale. Oggi ci troviamo sul punto 3 con la stazione e con la famosa talpa che spingerà dentro i tubi e stiamo procedendo in direzione del punto 3A. Successivamente, senza spostare la stazione, attraverseremo il fiume Sile verso il punto 2B per arrivare poi al punto 2, che è dove abbiamo iniziato le opere con il ministro Salvini. Un'opera fondamentale per immaginare e per sviluppare la rete fognaria della nostra città. Senza quest'opera tutto sarebbe stato inutile e vano. Con la rete fognaria avremo grandi benefici da un punto di vista della qualità della vita e da un punto di vista della qualità ambientale, sia per i cattivi odori che oggi in certi periodi dell'anno si respirano nella nostra città, sia per la qualità delle acque. Ricordo anche che con l'Università Ca' Foscari abbiamo già posizionato le sonde che rilevano la qualità dell'acqua sia a valle che a monte della nostra città, proprio per certificare la bontà di questi interventi.